Solo per dirvi che i conti li dovremmo fare un giorno o l'altro, e non sono solo conti ambientali, solo, tra virgolette, voglio dire, conti ambientali e conti sociali e conti di indirizzo politico, ma sono anche conti di tipo economico, nel senso che le cose dobbiamo dircele, perché se no continuiamo ad illudere la gente che c'è la soluzione al problema e che la soluzione al problema procura un mucchietto di cenere, ma non è mica vero. Perché il mucchietto di cenere costa l'ira di Dio e perché il mucchietto di cenere in termini quantitativi, volumetrici, è più o meno intorno a quel famoso 20%, guardate un po' sto 20 che torna sempre, che è più o meno il 20% della materia che abbiamo inserito, quindi abbiamo bisogno anche di una discarica oltre dell'impianto di incenerimento, quindi siamo comunque del gatto, nel senso che non risolviamo il problema. La risoluzione del problema nasce semplicemente da un percorso di progressione che è esattamente quello che è stato ben identificato dal dottor Contò, da un'accelerazione della politica la quale deve intervenire con sostegni specifici a coloro invece che attuano meccanismi di sperimentazione e in qualche caso di produzione con impianti che già oggi sono in grado, come dire, di limitare enormemente, se non addirittura di ridimensionare a pochissimo la quantità effettivamente del rifiuto che tale, se nell'accezione generale viene considerato come qualcosa che non serve più a nessuno. Quindi incrementare, favorire, sostenere esattamente le imprese che fanno questo tipo di intervento. Dall'altra ancora, dovremmo dirlo e chiudo, dovremmo anche un po' liberalizzare la questione relativa ai consorzi, ai CONAI, insomma, Corepla, il CIAL dell'alluminio, il consorzio per il vetro, eccetera eccetera, perché anche quelli stanno diventando, o forse sono già diventati, mentre erano utili perché quando sono nati avevano una loro grande ragionevolezza, forse oggi il mercato, liberalizzandolo da questo punto di vista, è nelle condizioni di offrire di più e di meglio, di mettere effettivamente in positiva concorrenza il mercato delle materie prime e seconde. Lo dico, lo butto lì. È un'iniziativa come Partito Democratico, noi stiamo cercando di fare anche nel settore dei rifiuti, perché pensiamo che sia davvero importante che il Paese su questo tema non si trastulli più, insomma, e non vada a cercare soluzioni come quelle ricercate finora, che non sono soluzioni ma sono semplicemente una riproduzione di danni sotto altra forma, e che invece alimenti la cultura e la conoscenza di ciò che effettivamente è questa materia che ci ostiniamo a definire rifiuto, perché questo fa bene davvero alle tasche dei cittadini, fa bene genericamente al Paese e evita di introdurre appunto quelle soluzioni che tali non sono e che quindi sarebbe opportuno che non andassimo ad alimentare illudendo anche coloro i quali continuano a crederci. Ecco, questa è la nostra teoria in breve. Grazie.